in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci qua, ci siamo, buon pomeriggio, puntuali come ogni mercoledì alle 18:15 in diretta nei nostri studi con lo sportello pensionati. Vediamo subito i nostri ospiti, con noi Flavia Blasic, segretaria dell'FNP CISL dell'Udinese, della Bassa Friulana, e poi per la prima volta abbiamo nei nostri studi il segretario regionale, il segretario generale dell'FNP CISL del Friuli Venezia Giulia, Renato Pizzolitto. Buonasera. Buonasera, buonasera. Quale onore per la prima volta dopo tanto tempo, no? Dopo tante trasmissioni, ce l'abbiamo per la prima volta nei nostri studi. Quindi qui abbiamo il Gotha dell'FNPC. Bene, ci fa piacere, e anche perché ci riferisce le ultime novità per quanto riguarda la situazione dei pensionati e di chi anche sta aspettando, è lì, è pronto non si sa, ma è lì in attesa di avere nuove sul fatto di poter o meno andare in pensione. A che punto siamo? Cosa sta succedendo? Perché per il momento mi pare che le idee non siano ancora, no, completamente definitive, ecco, le decisioni insomma non ci sono ancora. Bene, grazie, è un piacere essere con voi. Noi abbiamo già avuto modo di lavorare in altre occasioni, soprattutto nelle relazioni della nostra federazione con la Regione, soprattutto con l'assessore alla sanità, quando ci sono stati i momenti delle riforme e degli interventi. Quindi io partirei proprio dal tema che è un tema sempre molto caro ai governi, cioè a quelli che gli italiani individuano per farsi governare, cioè quelli che gli italiani votano e hanno votato. Quindi non c'è nessuna novità, era già programmato con l'ex governo Draghi che ci sarebbero stati dei momenti in cui le esigenze di riforma delle pensioni, di una riforma della previdenza in senso generale, ci siamo, insomma, ecco. Devo dire che purtroppo in Italia il tema pensioni è il tema che è sempre all'oggetto ogni anno di ogni legge finanziaria e quindi non c'è una prospettiva mai certa per chi lavora, perché non dobbiamo dimenticarci che le pensioni non sono un regalo, ma sono frutto di contributi e di tanti e tanti anni di lavoro. Quindi, fallo capire ai giovani che continuano a dire noi stiamo lavorando per voi. La cosa più grave, i contributi sono stati versati. La cosa più grave che può dire un giovane oggi che lavora, perché insomma ci sono anche qualche problema di occupazione, ma però le aziende stanno cercando e non trovano, perché ci sono tanti lavori che gli italiani non vogliono più fare. La cosa peggiore che può dire un giovane oggi è quella di dire io la pensione non la prenderò mai. E invece i giovani sono convinti, al 99,9% sono convinti di non arrivare a prendere la pensione. E questa è una cosa... Sto parlando di quelli che adesso sono trentenni. Questa è una cosa, direi, molto ma molto grave. Noi come Federazione dei Pensionati abbiamo capito che questo sarà un problema del domani, perché chi pensa di non prendere la pensione pensa anche di lavorare con certe modalità che non sono consentite. E quindi come federazione, anche per smentire questa rivalità fra le diverse generazioni, abbiamo instaurato e abbiamo intrapreso una strada che è quella di lavorare, di stare insieme ai giovani, trasmettendo la nostra esperienza, perché noi abbiamo da imparare anche da loro. Loro sono più bravi con le tecnologie, noi siamo più bravi nel mestiere, abbiamo esperienza, sappiamo come funziona il mondo. E quindi per preparare il proprio futuro dopo una vita di lavoro e vivere una esistenza dignitosa c'è bisogno di avere una risposta, perché il lavoro non te la darà più. Ma anche trovare delle formule che consentano a loro di sentirsi più al sicuro per il domani. C'è un problema di avere uno scopo, perlomeno dire, no? Mi mettono da parte dei soldi, mi prendono dallo stipendio, so che
potrò, quando avrò una certa età, prendermi la pensione. Però, guardando al futuro, dicono chissà a quanti anni, per quando sarò vecchio io, andrò in pensione a 70 anni compiuti, se va bene, no? Perché sì, chi è trentenne adesso, dicono... se continuiamo così a procrastinare... Però il futuro, come diceva Renato, sarà un futuro dove comunque la popolazione anziana sarà anche superiore ai giovani, per cui dobbiamo trovare un modo di convivere, ma di stare bene in tutte e due le generazioni, cioè prima di tutto, perché il fatto, come diceva Renato, i giovani che non hanno un lavoro e quindi versano meno contributi, alla fin fine finanziano di meno i servizi, per cui i servizi per essere buoni devono trovare il finanziamento adeguato, perché se no come faremo prossimamente? Anche perché aumentando l'età delle persone aumenteranno le malattie croniche, aumenteranno le ospedalizzazioni e quindi bisognerà trovare per forza un sistema per equilibrare questa situazione, per non andare incontro ad uno squilibrio generazionale che rischia appunto di metterci gli uni contro gli altri, e questo deve essere assolutamente evitato. Noi come organizzazione, complessivamente parlando, stiamo portando avanti alcuni elementi, alcuni punti che dovrebbero essere i punti qualificanti di una riforma delle pensioni che non è che dura un anno, ma che dovrebbe durare almeno una decina d'anni con gli ovvi aggiustamenti e adeguamenti, perché la società ha un cambiamento così veloce, che le cose che succedevano una volta in 30 anni adesso accadono in 6 mesi. Quindi proprio per stare in sintonia abbiamo immaginato che l'età pensionabile possa, quindi questo come proposta già messa sul tavolo al governo, essere quella dell'età anagrafica a 62 anni oppure a 41 indipendentemente dall'età. C'è proprio il tema dei giovani verso il quale sono molto più sensibili i vecchi, chiamiamoli così perché vecchio è il termine migliore, perché non c'è più quella continuità di lavoro, c'è la discontinuità, e quindi la pensione, la cosiddetta pensione di garanzia per i giovani serve ad integrare la contribuzione nei momenti in cui uno cessa un lavoro e poi prima di ritrovarne un altro magari passano mesi. Allora questi mesi con il sistema attuale, quando vai in pensione, te li ritrovi vuoti, quindi l'intervento dovrebbe essere fatto proprio per coprire questi buchi che poi nel calcolo della pensione, la pensione è un'assicurazione, quindi anche l'INPS fa i conti come le assicurazioni. Quindi secondo i contributi che tu hai versato, l'importo dei tuoi contributi, avrai una risposta in un assegno che durerà fino a quando c'è vita in questa terra, fino a quando avrai vita. Quindi questi sono, diciamo, dei punti qualificanti che abbiamo messo sul tavolo nell'incontro del 7 di dicembre con il Presidente del Consiglio Meloni, e c'è già un tavolo ufficiale convocato per il 19 di gennaio dove si aprirà il percorso per la nuova riforma delle pensioni che, secondo i pensieri dei pensionati del Friuli Venezia Giulia della CIS, che io ho il piacere e l'onore di rappresentare, dovrebbe avere una stabilità lunga di anni, in modo che uno si possa programmare e progettare la vita. E infatti progettare è sempre più difficile. Assolutamente, perché la precarietà dei tempi, dei momenti ci sono dei cambiamenti radicali nel giro di anche perché giorni, per esempio poi non c'è chiarezza, chissà che cosa succederà. Infatti se proviamo a pensare che dopo il Covid abbiamo avuto un periodo di ottimismo, perché c'erano tutti questi fondi che sarebbero arrivati del PNRR, e poi cosa è successo? La guerra in Ucraina ha cambiato completamente la situazione, no? E naturalmente l'aumento dei prezzi del gas che avevano già cominciato prima, che avevano già cominciato prima, diciamolo, perché avevano già cominciato prima, questo speculazioni cominciate già prima. Esattamente, e questo ha stravolto completamente la situazione, no? E ci ha portati ad una situazione di emergenza che stiamo vivendo, ed incertezza, sì. E quindi anche al tavolo sono state date certe rassicurazioni, perlomeno c'è questa apertura al confronto? Sì, ed è questa la ragione che ci ha portato ad assumere posizioni diverse ad altre organizzazioni sindacali. C'è da dire che sì, perché una volta eravate, a momenti tutti insieme siete più uniti per chiedere, per rivendicare determinati aspetti, determinate condizioni. Però ci sono dei momenti in cui vedo che
c'è disomogeneità nelle richieste, negli atteggiamenti? Ma guardi, nel mese di settembre, quindi al governo Draghi ancora in carica per pochi giorni, ci fu già una proclamazione di agitazione e di altre azioni sindacali, quindi io lo definisco anche degli scioperi preventivi. Lascio perdere quello che poteva essere l'esito elettorale, perché magari qualcuno non è che avesse la sfera, ma si poteva già immaginare, già si sapeva quale sarebbe stato l'esito. Per noi come organizzazione sindacale della CISL ci sono i contenuti, le questioni di merito, non altre questioni, perché i governi, come le giunte regionali e il Consiglio regionale, lo scelgono i cittadini e quindi i cittadini devono essere rispettati anche in questa loro espressione. Quindi per noi che sia uno, che sia due, che sia bianco, nero, rosso o verde, non fa differenza, quello che ci interessa sono i contenuti. Quindi su questa questione soprattutto c'è da dire che la legge finanziaria, quella nazionale, perché c'è anche quella della regione, già contempla degli interventi pesantissimi, 2/3 della manovra sono fatti proprio per le cose che diceva Flavia. Quindi l'intervento per le famiglie che hanno le difficoltà, soprattutto per le bollette, luce, acqua, gas e tutte quelle che sono diciamo, le utenze che possono consentire di avere quantomeno una vita dignitosa. Adesso col freddo che fa fuori in casa senza riscaldamento ce n'è di gente, o si scalda o mangia. E quindi l'intervento fatto con la finanziaria ha proprio questo scopo di aiutare quelli che stanno male. Anche qui da noi ci sono adesso, scendiamo proprio nel particolare, stiamo facendo un discorso generale, però scendiamo effettivamente nel particolare, visto che la trasmissione è proprio dedicata, cioè è dedicata a tutti, ma in modo particolare alle persone che hanno delle problematiche. Qui riceviamo telefonate di persone che hanno problematiche serie. Avete avuto segnalazioni agli sportelli di persone che sono costrette a vivere al freddo in casa per non spendere, per poter comprare da mangiare? Beh, certamente. Perché voi siete operativi, oltre a essere segretari, il problema delle bollette è un problema Mm. veramente grave, perché tantissime persone ci dicono che non riusciranno a pagare la bolletta. Effettivamente è una situazione. Sì, poi riceviamo anche telefonate, perché ovviamente le persone si aspettano chissà perché. Prima, giustamente diceva Renato, vanno a votare e votano, no? Poi, anche se i risultati elettorali non sono quelli che telefonano a noi e dicono: beh, ma voi cosa state a fare? Ho dovuto dire, il sindacato non fa le leggi, no? Possiamo mediare, possiamo cercare di migliorare, possiamo intervenire, possiamo fare tante cose, ma soprattutto dobbiamo cercare di portare a casa qualcosa, perché giustamente, come diceva Renato, cioè andare in piazza e basta, non è che serve. Se non riusciamo a interloquire con il governo. Però pare che ci sia questa apertura. Sì. Ma mi pare di capire che ci sia anche questo problema alla base, il fatto della disomogeneità fra i sindacati, perché l'unione in genere, l'unione è una frase fatta, detta, ridetta, l'unione fa la forza. L'unione c'è perché tutti quanti percepiamo i bisogni, il contatto, cioè le esigenze delle basi sono le stesse, perché non è che noi siamo contenti giustamente della finanziaria, no? Il metodo adoperato è diverso, diciamo che il loro è un metodo così immediato, però di effetto immediato, ma noi abbiamo sempre cercato il dialogo per giustamente... Anche se in questo momento c'è bisogno di un effetto immediato, quindi prendere decisioni per l'immediato e ragionare per il futuro. Immediato c'è fretta, perché deve essere approvata entro il 31 dicembre, mi pare che la situazione sia abbastanza stretta. Con un governo eletto poco però tempo i tavoli, diceva Renato, sono già programmati il 19 gennaio, il 19 gennaio è prestissimo. Siamo già... Sì, è vero che giustamente uno può dirmi, sì, ma io la bolletta la devo aspettare, devo pagarla, certo. no? Però si fa quel che si può, ovviamente nei tempi che ci sono e con i margini che ci sono, perché sì, poi magari la piazza come ultima ratio non è che si escluda, perché se non si combina bisognerà fare qualcos'altro sicuramente. Ce l'abbiamo proprio
diciamo, come DNA di organizzazione. Per noi, quando i tavoli di trattativa sono aperti, e adesso sono aperti, anche perché sta continuando il confronto e gli incontri con i ministri competenti per le questioni del lavoro, per le questioni sociali, eccetera, quindi quando i tavoli sono aperti la relazione deve restare, ognuno porta le proprie ragioni, certo, e poi alla fine di quello che è il percorso si trovano le ragioni per. Ma bisogna vedere se i tavoli non fossero aperti. Se non ci fossero i tavoli aperti. Se non ci fossero i tavoli aperti non ci sarebbe altra strada che non la manifestazione, certo, insomma, no? Andiamo in pubblicità, vi ricordo che se volete potete telefonarci allo 0432 57 3517 o inviare sms al 351 570 5687. Noi rimaniamo qui, rimanete anche voi davanti al televisore, mi raccomando, ci vediamo fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, in attesa di telefonate e di messaggi. Tra l'altro ricordiamoci che ci sono un paio di messaggi che sono avanzati la settimana scorsa, quindi stanno ad aspettare. Ah, neanche detto, telefonata. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah, con me? Pronto? È in linea con me o con un altro? Sì, sono in linea con lei. Ah, ma lei è dello sportello? Come? È dello sportello CIS? Sì, sportello, siamo qua, ci vede? Ah, sì. Allora volevo chiederle, no? Mio figlio ha 60 anni, no? Ha lavorato notte, giorni, domeniche, a rumori, può andare in pensione prima? Può andare in pensione prima? Perché ha fatto un lavoro probabilmente di quelli usurante? Ha fatto un lavoro usurante? In cartiere, notte, giorni e rumori. Non si capisce? Cioè, ha lavorato anche di notte, ha fatto i turni. Che tipo di lavoro? Che lavoro fa? In cartiera, rumori. Ah, in cartiera? Sempre sotto. Bisogna... Adesso ha male in schiena non può più andare avanti. Sì, poteva andare prima. Sì, dovrebbe poter andare con l'Ape Social in pratica, perché se ha fatto con l'Ape Social dovrebbe fare la richiesta per andare in pensione prima. Però bisogna vedere appunto che categoria, che tipo di lavoro usurante. E quindi deve andare a un patronato. Deve andare a un patronato. No, all'ACLI, possibilmente al patronato della CISL. Ah, sì. Dove abiti? A Ravascletto. Dove abiti? A Ravascletto. A Ravascletto? E quindi lo sportello più vicino lì del... Tolmezzo. Tolmezzo. A Tolmezzo. Sì. Alla CISL di Tolmezzo. Alla CISL di Tolmezzo. Sì. Va bene. Va bene. Grazie allora. Grazie. Com'è il tempo su a Ravascletto? Nevica? Com'è? Nevica? È freddo qui. È freddo. È freddo. Grazie per aver chiamato. Ciao, anziani. Grazie. Buonasera. Mandi, buonasera. Sì, quindi conviene che vada a chiedere direttamente, sì, no? Perché che bisogna vedere, perché dipende dalla diversità delle categorie, bisogna vedere quanti anni ha fatto di contribuzione, perché deve avere minimo 30 anni e 63 anni di età. Dicevamo che c'era questa, c'è una novità per quanto riguarda la finanziaria regionale. Sì. Che abbiamo una finanziaria regionale molto ricca quest'anno, no? Sì, quest'anno ci sono più soldi, se non ricordo male sono circa 295 milioni in più, di questi sono circa 113 dedicati al capitolo sanità, quindi c'è una buona dotazione che però sconta tutte le difficoltà che abbiamo. Praticamente noi abbiamo una sanità che sta andando in difficoltà
perché uno può avere le più belle idee di questo mondo, ma se non c'è chi le attua, chi le applica, e quindi mi sto riferendo al personale, medici, infermieri e tutti quelli che sono i tecnici di laboratorio, eccetera, che sono legati alla vita della nostra sanità del Friuli Venezia Giulia, che è in linea con le altre regioni. Qualche anno fa magari c'erano meno problemi e c'era sicuramente un po' di qualità in più. Il problema del personale non può essere ricondotto però volgarmente solo al fatto che magari andando nel privato invece che di restare nel pubblico è una questione di soldi, è una questione anche di qualità del lavoro. È un professionista che ha studiato fino a 30 anni per fare il medico, eccetera, deve avere anche quelle soddisfazioni nell'esercitare la propria professione. C'è un tema che riguarda anche il Friuli Venezia Giulia ed è il problema delle liste d'attesa, e anche su questo bisogna fare degli interventi. Noi abbiamo però un modo di pensare, un modo di finanziare la sanità che è un po' stravagante, nel senso che si chiedono tanti servizi ma si mettono pochi soldini. E i soldini, cioè pochi soldini riferiti non tanto al finanziamento ma quanto al trattamento del personale. Quindi c'è una commistione tra Stato e Regione, che ci sono le competenze dello Stato che non consentono, per esempio, nelle assunzioni, pur se si è tentato di aggirare gli ostacoli. Gli ostacoli, sì. Tra l'altro il richiamo delle sirene c'è sempre stato, non è una novità, però la Regione ha messo a disposizione una notevole quantità di risorse per finanziare le borse di studio. Le borse di studio, però, i bandi non sono coperti adeguatamente. L'ultima cosa sulle liste d'attesa. Possiamo riprendere perché abbiamo una persona che attende in linea. Va benissimo. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, chiamo da Enemunzo, sono un giovane pensionato. Un giovane pensionato? Sì, del 66 anni. Vorrei cortesemente avere delle informazioni riguardo a questo declamato adeguamento delle pensioni al 7,3%, cioè che ci sia chiarezza una volta per tutte, perché io mi sono informato al Verde INPS e loro dicono che effettivamente non c'è nessuna direttiva ancora. Che per il momento non sono previsti incrementi, aumenti, adeguamenti? Questo? Perché la sentiamo esatto. malino. Sì. Ecco. No, mi sente meglio adesso? Sì, un po' meglio. Da dove ci sta chiamando, mi scusi? Enemunzo. Da Enemonzo? Oggi tutto da lassù. Quindi abbiamo per il momento, sì, ci sono perché Giorgetti ha firmato il decreto che riguarda le perequazioni. Ancora, finché non sarà approvata la finanziaria, non siamo assolutamente certissimi che la situazione rimanga così come prospettata. Adesso come adesso non è una bella situazione per i pensionati, perché la perequazione non sarà per tutti uguale. Allora diciamo che per le pensioni minime, e mi riferisco a quelle più basse che sono 570 euro, avranno addirittura un aumento della perequazione al 120%, quindi anziché avere un aumento del 7,3 avranno un aumento dell'8, qualcosa. Poi, man mano che le pensioni aumentano, la perequazione si abbassa. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino a 2.600 euro lordi si arriverà all'80% della perequazione, quindi l'80% del 7,3. Da 2.600 euro a 3.000 e qualcosa, che è praticamente la fascia forse media più vasta, addirittura la perequazione sarà del 5,5, cioè cosa vuol dire? Anziché il 7,3, mi correggo, anziché il 7,3 sarà il 55% del 7,3, ovvero il 4,01 mi pare. Quindi cosa vuol dire? Che in base alla pensione viene applicata una percentuale di perequazione, mentre invece noi come sindacato, ma anche la CGIL e la UIL, chiediamo tutti quanti che la perequazione sia intera, cioè al 100%. Ora, la perequazione dovrebbe essere applicata col mese di gennaio. Non siamo ancora sicuri se sarà così o se magari ci sarà un correttivo più favorevole.
Quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno. Ecco, noi sì, perché fino adesso sembra che sia soltanto un argomento da talk show, per intenderci. Niente, io vorrei un piccolo esempio. Allora, la mia pensione più o meno rientra nei 2100 euro lordi. Lordi o netti? No, troppo lordi. Cioè, e quindi avrà fino a 2100, mi pare che ci sia al 100% la perequazione. Pertanto parliamo del 7,3%. Il 7,3% dell'intera pensione. Quindi lei deve prendere la sua pensione lorda, che lei mi dice 2100, e calcolare... No, magari non è 2100, dovrei essere sui 1600, ecco, 1700. No, ma stiamo parlando dell'ordo. Stiamo parlando chiaro, sordo. Allora lei ha 1100 lordi e allora praticamente la sua... No. La mia pensione adesso sono sui 1450 netti. 1450? Sì. Non c'è problema. Quindi secondo me la sua perequazione sarà l'80%. No, tutto intero. L'80%. No, 1400? 1400 lordo o netto? No, netto 1400. 1400 netto, quindi... Sì, no, sta dentro il 100%. Sì, ecco. Allora... È sotto la soglia, è dentro la soglia delle 4 volte il trattamento minimo. Sì, e quindi il trattamento minimo è 5,40 circa, sì, 5,35 per 4 volte, quindi lei ci sta dentro abbondantemente. Quindi dalle simulazioni, ho qui, come si dice, casualmente una tabella. Casualmente. Diciamo il suo incremento, se lei è nella fascia dei 1.400 euro netti il suo aumento è di circa 100 euro al mese. Ecco. Netti o lordi? Netto. Netto, Sì. 100 euro. Sì. Sono netti perché se lei rientra, se supera i 1.500 euro netti, perché ovviamente non ho potuto fare la tabella anche da 10 euro a 50 euro, è fatta per scaglioni da 500 euro. Quindi se lei come mi dice, è sotto i 2.000 euro lordi, quindi 1.500 erotti netti, il suo incremento è 100 euro, però da questi lei deve fare il conticino che deve togliere il 2% se ha avuto l'anticipazione all'adeguamento, alla rivalutazione fatta diciamo con la pensione di ottobre, novembre e dicembre. Novembre e dicembre. Quindi praticamente. Il conticino, come diceva la Flavia, è complicato da fare perché... E se lo faccia fare dal patronato. Esatto. Infatti questo punto non mi era chiaro perché non capivo se da 7,3% bisogna togliere appunto questo 0,2 dell'aumento che è stato appunto verso... Comunque adesso aspettiamo che cosa succede nei prossimi giorni, perché questa è l'indicazione, bisogna aspettare la finanziaria, eventualmente ci risentiamo. Lei, quando vede che la finanziaria è stata approvata, va dal patronato e si fa fare il conticino perfetto, va bene? Ok, vi ringrazio tanto. Grazie per aver chiamato, buonasera. Ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete con noi, mi raccomando. Eccoci qua, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, parla con la signora De Franceschi. Chiamo da Pordenone. Volevo chiederle gentilmente, sulle pensioni minime di reversibilità c'è l'aumento lo stesso a gennaio? Sì, sulle pensioni minime di reversibilità c'è l'aumento lo stesso, sì. Ah, ho capito. Della perequazione ovviamente, no? Anche lì, sì, ok. Solo che in genere bisogna vedere se lei ha anche la sua pensione o se ha solo quella di reversibilità. No, solo quella di mio marito. Ok, allora sì, c'è l'aumento in base all'importo della pensione. Di solito le pensioni di reversibilità sono sempre basse, quindi probabilmente avrà il 100%.
E sarebbero sui 20 euro. No, dipende da che pensione ha. Ah, ho capito. È il 7,3% dell'intera pensione. Ah, 7,3%, ok. Ho capito. La ringrazio, signora. Prego, grazie a lei per aver chiamato. Buonasera, buonasera. E parliamo di questa... chi c'è in linea? No, era forse ancora quello. Falso allarme. Velocemente, perché siamo quasi in chiusura di trasmissione, ci sono ancora i 2 quesiti a cui dare risposta. Velocemente la questione presentata alla Regione, fresca, i caregiver. I caregiver, sì. Sì. Come FNP, come Federazione dei Pensionati della CISL del Friuli Venezia Giulia, abbiamo presentato una richiesta all'assessore, direttamente all'assessore, per la questione che riguarda i caregiver, che sono quelle persone che si prendono cura delle persone bisognose di aiuto e di assistenza, diciamo in famiglia, oppure anche lo scelgono come attività, come lavoro. Ecco, la nostra regione è una regione che ha una tendenza ad andare verso la non autosufficienza molto ma molto elevata. Nel 2030 ci saranno quasi 44.000 persone non autosufficienti, sono circa adesso 41-42.000. E quindi la sostanza è che le strutture, il costo in struttura non è più sopportabile dalle famiglie, quindi ci sono tanti che si stanno indirizzando verso l'assistenza domiciliare, che è una delle altre cose alle quali noi teniamo. Quindi c'è la necessità perché per assistere un anziano, un non autosufficiente, c'è bisogno di della presenza fisica. Normalmente sono donne, e tantissime, per seguire il papà, il nonno, lo zio, diciamo chi è che ha bisogno, rinunciano al lavoro. Abbiamo chiesto un provvedimento di legge chiedendo anche che ci sia un finanziamento per dare una busta paga a quelli che lasciano il lavoro e a quelli che fanno questo lavoro, che sono pochi che lo vogliono fare. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera, parlo da Trieste. Da Trieste. Volevo fare una domanda che in tutti questi anni non sono riuscita praticamente a risolvere, perché ognuno mi dà una chiusura alla domanda e così non so niente. Proprio anche il patronato. Che cosa deve chiedere, signora, perché siamo quasi in chiusura? Io ho una previsione di reversibilità. Di reversibilità? Minima. Sì. 121 euro. Perché è cristallizzata. Ma cosa vuol dire cristallizzata? Io non ho più di 35.000 euro di pensione all'anno. Allora, la pensione di reversibilità corrisponde al 60% di quello che era il trattamento della persona che è deceduta. Cioè è una pensione ai superstiti ed equivale al 60%. Se lei mi dice che non ha altre pensioni, altri redditi, dovrebbe essere il 60%. O la mia pensione. Allora però, è un problema di reddito. Però sì, oltretutto nella pensione di mio marito che è morto giovane e felice. Sì, e quindi è una pensione bassa, però potrebbe anche avere diritto all'integrazione della pensione. Per sapere questo bisogna andare sul sito dell'INPS, perché c'è un elenco di quelli che sono i diritti inespressi, cioè quei diritti che l'INPS non eroga se non su richiesta, quindi bisogna andare a un patronato con... Solo con la CISL di Trieste. Non importa se lei non è della CISL, lei va da un patronato. No, come prima ha detto la signora Ridenda per televisione, ho detto che sono al patronato della CISL, mi sono rivolta, dunque sono in pensione, mio marito è morto giovanissimo, aveva 37 anni. Comunque lei è già stata al patronato? Sì. Ma ritorni, si faccia controllare bene. Adesso infatti lei che ho avuto diverse problematiche, tra le quali l'ischemia, adesso andrò di nuovo giù e devo trovare la persona. Io ero segretaria in una scuola, trattavo tutte queste robe. Certo. Per cui non è che sono tanto sprovveduta. Per cui devo trovare la persona giusta, però, che mi sappia dare
Signora, purtroppo la devo salutare perché siamo in chiusura. Vada un'altra volta a farsi vedere. Grazie per aver chiamato a far vedere tutte le carte. Ringraziamo la signora che ha detto che chiamava da Trieste. Non posso fare altro che chiudere velocemente, altrimenti qui mi sgridano perché c'è il telegiornale che deve andare in onda. Ringrazio il segretario generale regionale dell'FNP CISL, Renato Pizzolitto, e ringrazio Flavia Blasic, segretaria FNP CISL Udinese Bassa Friulana. Ci vediamo la prossima settimana. Mi dispiace, ci sono ancora dei quesiti ai quali bisogna dare risposta. Seguiteci mercoledì prossimo, puntuali 18:15 diretta. Arrivederci. Arrivederci, buona serata. In collaborazione con FNP CISL Udine.